Sono numeri in equilibrio con quelli dello scorso anno scolastico, quelli delle iscrizioni alle prime classi degli istituti statali del Veneto per il 2026-2027. I dati forniti dall'ufficio scolastico regionale registrano 107.668 iscrizioni, con una flessione di 328 unità rispetto all'anno precedente, 31.401 i bimbi iscritti al primo anno della primaria contro i 31.535 del 2025 e poi 38.023 alla prima media, 38.244 alla prima superiore. Distribuzione territoriale degli studenti in equilibrio. Nella scuola primaria le famiglie per il 56,7% hanno scelto il tempo pieno, mentre le 27 ore settimanali sono state richieste dal 30%. Quanto alle medie, la richiesta è invece di 30 ore per il 93% dei ragazzi. Licei in testa alle preferenze alle superiori, 44,68%, netta prevalenza dello scientifico, seguito da scienze umane, linguistico, artistico, con il classico fermo al 2,9%. 19 le richieste per il liceo Made in Italy, mentre il Veneto svetta in Italia per le iscrizioni agli istituti tecnici, quasi 15.000, il 39,1% del totale, superiore anche al Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Piemonte, con l'indirizzo tecnologico che supera quello economico. In ripresa anche gli istituti professionali, il 16,1% degli studenti ha scelto questa strada, con un incremento delle iscrizioni rispetto al 2025 quasi del 2%.